Sono una grande risorsa questi ragazzi speciali, persone che hanno delle disabilità, sono una risorsa perché ci riconducono all'essenziale, ci riconducono a ciò che conta della vita e credo sia davvero molto importante questo processo che sta avvenendo, forse un po' lentamente, non è ancora pienamente realizzato, ma di inserimento della loro vita anche in piccole comunità dentro le nostre città, i nostri paesi, interagendo e entrando in relazione con tutti. L'abbraccio e l'accoglienza della diocesi ai ragazzi e alle famiglie della cooperativa sociale MEA, che si occupa dei bisogni delle persone fragili sia con problemi di disabilità che di salute mentale. Gli operatori offrono i loro servizi negli spazi messi a disposizione dall'Uso Ottoverica sul territorio. Un momento di festa e di scambio di ringraziamenti e doni per far crescere il rapporto di integrazione con la comunità. Le famiglie che svolgono un ruolo cruciale vanno sostenute. Dal mio punto di vista la famiglia va aiutata, è un modello ed è il modello nucleare, cioè il modello di partenza anche di adesione, di alleanza, però va supportata perché appunto ci sono famiglie fragili che hanno bisogno di aiuto e hanno bisogno di avere delle alleanze intorno al proprio nucleo. Sappiamo che siamo dentro delle regole, a dei finanziamenti e dei sistemi anche di regolamentazione che sono complessi, ma come dimostra questa riunione, se ci mettiamo insieme riusciamo a trovare quelle energie che ci aiutano ad affrontare meglio le situazioni, anche le più complicate. Cosa dici, Cristian, è vero? Sì. Ho portato la zucca in sapore, proprio ho portato le bili coltivate in primavera per la festa dei bili di domani. Soddisfazione vedere queste cose fatte. C'è tanta soddisfazione vedere le cose fatte da noi.